Il libro della Genesi, primo libro di tutta la scrittura, si può dividere in due grandi parti. I primi 11 capitoli trattano la storia primordiale e raccontano con linguaggio mitico qualche cosa che avviene sempre, cercando la causa della situazione attuale al di là della storia. Mentre dal capitolo 12 fino alla fine del libro, la Genesi narra le storie dei padri. Col capitolo 12 inizia la storia di Abramo. Il racconto della Genesi inizia con Adamo, ma la storia del popolo di Israele inizia con Abramo. Da Adamo ad Abramo c'è un passaggio legato all'errare dell'uomo. È interessante questo gioco di parole proposto da uno studioso che ha scritto recentemente un bel commento alla Genesi. È un francese di nome Wennen. L'errare di Adamo significa il suo sbaglio, il fatto che egli commetta un grave errore disobbedendo al Signore, puntando su se stesso in modo superbo e alternativo. A questo errare si contrappone l'errare di Abramo, dove il verbo ha un altro significato e indica in questo caso il mettersi in movimento, muoversi e andare dove il Signore propone. L'atteggiamento disobbediente di Adamo viene capovolto dall'atteggiamento obbediente di Abramo. Così il capitolo 12 rappresenta autenticamente un nuovo inizio nel racconto della Genesi. Inizia una nuova storia, dove al posto della maledizione iniziale subentra la benedizione della fede. Leggiamo proprio i primi versetti del capitolo 12, dove il narratore, in modo sintetico e teologico, racconta la vocazione dell'antico padre. Non ci sono particolari descrittivi, non c'è l'ambientazione, non si dice quasi nulla del personaggio né del modo con cui il Signore gli si rivolge. Tutta l'attenzione è posta sulle parole, sul contenuto di queste parole. Il Signore disse ad Abram: vattene dalla tua terra, dalla tua parentela e dalla casa di tuo padre, verso la terra che io ti indicherò. Farò di te una grande nazione e ti benedirò, renderò grande il tuo nome, e possa tu essere una benedizione. Benedirò coloro che ti benediranno, e coloro che ti malediranno maledirò, e in te si diranno benedette tutte le famiglie della terra. Abbiamo notato certamente l'insistenza sul tema della benedizione. Ma all'inizio c'è un imperativo. Il Signore si rivolge ad Abramo, che vive
nella terra di Mesopotamia ed è inserito nella famiglia discendente da Sem, il figlio di Noè, sopravvissuto al diluvio. 10 generazioni dopo Noè, Abramo è un uomo mesopotamico che vive in un ambiente di cultura e di religione accadica. Il Signore, termine tecnico con cui nella Bibbia si intende il nome proprio del Dio di Israele, Adonai, in ebraico, per rendere l'impronunciabile tetragramma sacro, il Signore in persona si rivolge a quest'uomo pagano. Non esiste ancora il popolo di Israele, c'è una umanità idolatra. Ad uno in particolare il Signore si rivolge chiedendogli di andarsene. L'imperativo iniziale è va. In ebraico, letteralmente, l'espressione lek lekà, che traduciamo con vattene, potrebbe essere resa con va verso di te. Dio mette in moto l'uomo, gli chiede un movimento, uno spostamento, gli chiede di allontanarsi dal suo ambiente. 3 sono le indicazioni da cui deve allontanarsi: dalla terra, dalla parentela, dalla casa del padre. C'è un distacco, cioè, da tutto quello che gli appartiene: cultura, usi, abitudini, ambiente conosciuto, rapporti familiari, l'ambiente dove l'uomo è a proprio agio, è nel suo. La chiamata originale di Dio riguarda uno spostamento da sé, va via da quello che è tuo. Però dicevo che l'imperativo indica un andare verso di sé, quindi non è una perdita di se stesso, ma è un movimento di separazione da ciò che è abituale per poter trovare veramente se stesso. Il Signore disse ad Abram: va verso di te separandoti dalla terra, dalla parentela, dalla casa di tuo padre. Fidati di me. Va verso la terra che io ti indicherò. L'errare di Abramo è un segno della sua fede, del suo atteggiamento di fiducia nei confronti di colui che l'ha chiamato. Abramo partì senza sapere dove andava, ma si fidò del Signore che lo aveva chiamato. E questa fiducia viene ricambiata con la benedizione. Il Signore offre la benedizione, cioè il dono della vita, dell'amicizia, dell'accompagnamento con il suo fedele che accoglie la parola, che risponde con fiducia al suo invito. La benedizione di Dio che era stata persa da Adamo
è recuperata da Abramo. L'uomo che si fida di Dio diventa una benedizione per gli altri. E l'ultima espressione offre una possibilità immensa di apertura. In te si diranno benedette tutte le stirpi della terra. Abramo fin dall'inizio è portatore di una promessa di benedizione per tutte le famiglie dei popoli. Egli è il padre della fede non solo di Israele, ma di tutte le famiglie dei popoli. È l'antenato di tutti i credenti. In Abramo si riconosce come la benevolenza di Dio possa passare ad ogni uomo, comunque sia, dovunque si trovi, di qualunque razza sia. Perché il punto determinante è quella disponibilità ad ascoltare una parola nuova che ti porta verso di te allontanandoti da quella che è la struttura abituale della tua esistenza. Allora Abram partì come gli aveva ordinato il Signore e si mise in cammino. Si era già spostato da Ur dei Caldei fino al nord della Mesopotamia con tutto il clan di suo padre. Erano nell'oasi di Carran, ma di lì Abram si allontana e scende nella terra di Canaan. Lo accompagna il nipote Lot e la moglie Sara, di cui il racconto della Genesi aveva già detto che era sterile. Abramo e Sara sono avanti negli anni e non hanno figli. Il Signore ha promesso una benedizione, ma questa benedizione, se non passa attraverso i figli, non ha senso. Abramo si fida di Dio e si muove, ma desidera ardentemente che si compia il suo desiderio di avere un figlio e una discendenza. E così nel racconto della sua vicenda diventa fondamentale il desiderio del figlio e la fiducia che il patriarca pone in Dio, sperando contro ogni speranza. Quando ormai vede il proprio corpo morto, è morto il seno di Sara, continua a sperare nella potenza di Dio. Il narratore enfatizza questo atteggiamento di Abramo per mostrare in lui l'uomo della fede, il modello di colui che erra obbedendo a Dio, si muove nella speranza. Al capitolo 15 della Genesi troviamo il racconto della alleanza fra il Signore ed Abramo. L'episodio si divide in due parti. I primi versetti appartengono ad una tradizione più spirituale e profetica e presentano l'angoscia di Abramo che dice al Signore: Signore Dio, che cosa mi darai? Io me ne vado senza figli e l'erede della mia casa è Eliezer di Damasco. Un servo eredita tutto il mio patrimonio. Io sto per andarmene e non ho erede uscito dalle mie viscere.
Che cosa mi darai, Signore? Dov'è la benedizione che mi hai promesso? Il Signore gli diede questa risposta. Non sarà costui il tuo erede, ma uno nato da te sarà il tuo erede. Poi lo condusse fuori e gli disse: guarda in cielo e conta le stelle, se riesci a contarle. E soggiunse: tale sarà la tua discendenza. Notiamo di nuovo questo imperativo: esci fuori. Il Signore lo condusse fuori dalla tenda, semplicemente. E gli disse: guarda il cielo e conta le stelle. Vuol dire che è di notte. La scena, anche semplicemente evocata, è quella di un uomo che non riesce a dormire e che in piena notte esce dalla tenda e si mette a guardare il cielo stellato. Sembra di vedere una scena poetica che dalla letteratura italiana noi conosciamo come il dialogo solitario di un pastore errante dell'Asia. Abramo è un pastore errante dell'Asia che nella notte, solitario, guarda il cielo stellato, non parla con la luna però, parla con il Signore e guarda quelle stelle, quella infinità di puntini luminosi nel cielo, e dentro di sé sente la convinzione che dal suo corpo vecchio nascerà una discendenza numerosa come le stelle del cielo. Abramo diventa la figura dell'uomo non ripiegato su se stesso, non chiuso nel proprio problema fino alla disperazione. È colui che esce dalla terra ed esce dalla tenda, e in piena notte, cioè nel buio della sua situazione, nella drammatica angoscia che lo attanaglia, sa guardare in alto, sa vedere la molteplicità della luce e sa riconoscere una presenza che può dare vita alla sua condizione di morte. Abramo credette al Signore, che glielo accreditò come giustizia. Questo è un versetto importantissimo nella tradizione biblica. San Paolo lo adopera diverse volte come argomento dimostrativo della sua teologia della salvezza per fede. Abramo credette, si fidò del Signore e il Signore glielo accreditò come giustizia, cioè valutò il suo atteggiamento come quello giusto. Gli fece credito di un modo buono di rapportarsi con il Signore. La giustizia di Abramo è la sua fede. Egli è uomo giusto perché si fida di Dio. È la contrapposizione ad Adamo, che non fu uomo giusto perché non si fidò di Dio. La seconda parte del capitolo conserva una tradizione più arcaica e racconta la stessa promessa di Dio attraverso un rito. Il Signore chiede ad Abramo di preparargli
il rito del contratto. Il patriarca deve prendere degli animali e squartarli, dividerli in 2 pezzi, disponendo ciascuna metà di fronte all'altra metà. È un rito arcaico, risale al mito della creazione del mondo, dove nella tradizione babilonese si diceva che Marduk aveva preso Tiamat, il mostro del caos, e l'aveva squartata in 2 parti. Con una fece il cielo e con l'altra la terra. All'origine del mondo, pensano i semiti antichi, c'è un evento di squartamento. E allora ripetono in modo mimetico questo gesto per dare origine a qualche cosa di nuovo, per fondare un contratto. Col tempo poi questo rito assunse una funzione di automaledizione, in modo tale che chi faceva un contratto uccideva un animale con rito sacrificale, ne disponeva affiancate le 2 metà e vi passava attraverso, formulando implicitamente una maledizione contro se stesso, dicendo: possa capitare a me quello che è capitato a questo animale se non mantengo la parola che ho dato. Possano ammazzarmi, possano squartarmi se non mantengo la parola. È una formula di giuramento e di garanzia. Abramo prepara questo rito con 3 animali, ma non è Abramo che passa attraverso gli animali. Viene notte e Abramo è preso da un oscuro terrore e nel pieno della notte appare un grande fuoco. È il segno di Dio e nella forma del fuoco Dio passa attraverso gli animali. Solo Dio compie questo rito e si impegna. È Lui che prende su di sé l'impegno. L'alleanza che il Signore stipula con Abramo non è un contratto bilaterale, ma è un impegno unilaterale. E quindi si potrebbe tradurre meglio come promessa. Il Signore stipulò solennemente questa promessa: alla tua discendenza io do questa terra. In ebraico c'è un verbo al passato remoto. Dovrei tradurre: alla tua discendenza io ho dato, io diedi questa terra. Alla tua discendenza. Abramo non ha figli. Abramo non ha terra. È un pastore errante, è un profugo, non proprietario, vecchio senza figli. La parola che Dio gli dice, alla tua discendenza io ho dato questa terra, umanamente è inconsistente. L'unica consistenza è l'autorevolezza divina. C'è da fidarsi o no? Abramo si fidò, accettò la promessa e Dio glielo accreditò come giustizia. Per questo egli è nostro Padre nella fede.